il gruppo Teatro Libero di Catania porge il benvenuto ai presenti. La commedia che stiamo per presentare è stata scritta dal drammaturgo catanese Antonino Russo Giusti. Scritta nel 1934, lo stesso anno venne messa in scena dalla compagnia di Angelo Musto e ne fu realizzato anche un film. A livello cinematografico si evidenziano diverse rappresentazioni. Una rivisitazione è stata realizzata nel 1974 con Franco Franchi nel cast. La commedia L'eredità dello Dio Buonanima, per la quale la censura fascista chiese di modificare il titolo per rispetto nei confronti della Chiesa di Stato, narra l'esilarante contesa tra i cugini Palazza per la cospicua eredità dello zio. Da tutti ritenuto l'erede universale, il cavaliere Antonio sperperà i propri risparmi per preparare solenni onoranze al Buonanima. Ma la lettura del testamento, accompagnata dalle angosce per l'eredità in pericolo e dalle gelosie tra i parenti, getta il cavaliere nella disperazione, perché i legati cui l'erede è obbligato rischiano di esaurire l'intero patrimonio. La serie di colpi di scena però restituirà ad Antonio Palazza la sospirata eredità. Ricordo al pubblico presente che il nostro gruppo non è composto da professionisti ma da amatori del teatro, per lo più dialettale e nello specifico di quello comico. È stato un lavoro duro, ma i protagonisti si sono impegnati al massimo. Ora si apre il sipario. Buon divertimento! Ma quanto sei brava! Ti piace, mamma? Ma che bello sto ricamo che sta facendo! Adesso, buonasera signora, non è Buonasera! vabbè. Ma metti sicca! Piano però, Alleggio, ti dico ma senta! Ma che buttavo? Quando il piede c'è che non devono letto qua solotto, ora c'ho a pizza. Ma vuoi sapere pigliare? Vabbè. no, che bella gattina! Ti piace, mamma? È l'ultima novità. Finalmente, grazie a Dio, posso vivere in sta casa tutta bella ammobiliata! Mamma, ma sembravate... Ma che stupida! Basta un solo anno d'affitto da palazzo di via Garibaldi per poter accattare un magazzino di mobili di lusso. Mamma, dimmi una cosa, ma sei sicura che l'eredi o paparazzo? Ma certissimo! Cacao, mi ti si cava. Ah, magari da qui un tavolo? Sì. Ah, mi ti Che si c'è magari un tavoletto? tavoletto? Va bene, va Sì, bene. sì, butta sul tavoletto. Va bene. Avanti, che bello! Quando... Che comoda gattina! Ma che tavolino! Ah, c'ho il tavolino, va bene? Sì, va Va bene. bene, va bene. Ah, grazie. T'ha pagato mio marito? Tutto a posto, sì, Tutto a posto? Va bene. Buonasera. Mamma, ma quanto è bella, ma poi è comoda. Permesso? Mario, ciao. Ti piacciono? È bravo cucina Antonio. Un abbraccio che vieni in sta casa sa puliziare i scappi prima cacciasi minimo per mezz'ora. E io ve lo auguro di cuore, carissima cucina. E io ti faccio conna. Mamma! La catena, che la lascia stare. Si dice che ogni precauzione non è mai troppa. D'altronde, sogno o non sogno, faccio diettatore. Ma senti, tutta sta filosofia non ne rambarà, non t'ho soldato? Sì signora, e Mambarano magari, che questo è lontano di occhi, sta lontano di cuore. E c'è l'eredità, e toccate ferro. Quanto mi vai ad abbanna perché saluta oggi scorso. Boh, la catena ti sei persuasa? Oggi la si la perdere, Mario, pazienza, che può fare? Ma io ti occupare io se tornare a guerra senza razzo. Ma che vuol dire? Che voglio dire, se tu faccio l'erede da zio, e io te lo auguro di cuore. Ma tu pensi ancora che io possa sperare da diventare tuo marito? Senti Mario, ma che discorsi sta facendo? Guarda, io dopo un anno d'amore ti dico Mario Matilli, perché io sono una ricca e io devo maritare ricchio. Ah, tu no, ma tua madre la senti come occupata. vedi a me mangi, tu ti metti con me mangi. Mia, molto state perché state No. Senti, vai. Buongiorno Mario! Oh, cucino, buongiorno! Piui! Ma voi? Guarda! Ma voi? Ma come un zio, no? Un zio! Un zio che bene! Che bello, Vedremo papà.
Vivo, vai, vado sempre, vai. Guarda, sono qua, facciamo una Così! Che bello, vai, caparra! Vai, naturale! Vicino, ma vai, ma vai tutto grosso! Che bello! Sul non è mio, quando vai a moto prendiamo sviluppo che fare un panettone. Gli hanno pozzo. Vai, poi vedete. Italia, poi avanzi. Guarda, mi faccio un quasi un cantinento 1,90 per 2 e poi metto una stanzeletto. La notte quando me lo spiego perché ci fa? Papà, e non mi scambia a parecchie moto? Io mi scambio a parecchie vivi, io di moto non mi scambio. Ah notte, io quando me lo spiego perché ci fa? C'era con zero. Ma come è passato dopo? E io mi rispondo con la voce. Se lo vacca. E tu mi dici a me, dopo mi dai passo. Oh zio, aspetto l'eredità. Hai visto la Cai? Ah, sei tu, Casi! Oh, sì, che bello! Ci vuoi tirare in mano? È frisco, metti di Che hai fatto ritornare? Che era, no? Ah, vai, cugino, ma l'ingrandimento lo fate fare all'olio? No, a buono, perché mi scando che ce ne vuole sta roba. Ah, vai, cugino. Ma io vuole. Chi gioca per comando a tutto quello è una cosa sola. Calomini, cannini, non c'è da mancare. Giorno e notte, e da oggi in poi, che entra a essere lì tutto uscito, tutto nero. Scarpe in euro, quasetti in euro, mutandini in euro, giacca in euro, tutto nero. Perfino da mangiare, a essere adulto, a mangiare pasta con euro. No, ma io mi scambio in euro! Che sei, ma no, con euro Mustafa. Usate quel tomato di guarda perché diventa la poesia, ma la cantare ieri, io sto facendo. Senti, rivamici tutta sta filosofia che ha fatto questi miuri. Ma non notare cisti? Sì, non lo dare. Io so che stavano mangiando, e frambiata all'auto si parlava di un conte che a fame stavo mangiando con le sue figlie. Ma che state incucchiando? Io poi amate tanto alighieri. E appunto, io una questione, quando erano in vita, poi quando morivano, pigliano questa questione. E chi si diavolo, che figlio la bocca sulla bocca a fiero pasto, che ci mangiavo tutti i catenazzi lo compro, catenato non c'era. Ma io ci rissi, signor notario, ma non ci passasse mangiare in da pace per catenare o signor quanto colino, come schifo si chiama, e ammarasse un po' di udienza mia. Non so, sapete, non ricordo, c'è il segreto. Insomma, non si voleva, si può tornare. Ma a un certo punto disse, ma scusassi, signor notario, ma quello lo sapete della professione, il suo testamento è pubblico. E non mi disse, il testamento pubblico sì, ma non pubblicato. Perché il testamento diventa pubblico con la pubblicazione. Il testamento non è pubblico, ma è privato. Perché diventa pubblico su pubblicato. Insomma, vai, io come Antonio, c'hai una confusione che non ci capivi proprio niente. Non ci capivi niente, ma io. Appunto. Però un notario la sapere qui è l'erede. Ah, certo. Certo, la sapere. Mi disse che io mossi. Che aveva una debolezza per me, no? Aveva una debolezza per me, non sai io. Aveva una debolezza e ogni volta che mi chiamava, picchiava e sbadigliava. Ora io, ogni volta che mi chiamava che sbadigliava, chi era fame? No, sicuramente. Perché poi mi confermava che era la cameriera. La cameriera mi disse che zio mossi con il mio nome sulle labbra. Ti chiamava? Se stava morendo si voleva portare quello. Guarda, che sta guardando. Io mi stai sentendo roncucare. Ora tu sto io sto rompo, non ti preoccupare. Un zio Richeo. Antonio, dopo ci parla tutto. Antonio, ti lascio. Te lascio. E poi ripetiamo, te lascio. Vabbè, cuscino. No, per un tempo, dire. Che chiaro dirà così. Antonio, ti lascio,
che ci manca usciato. Infatti, un dottore che ti dice che ti ha focato per fare la chimica, si mise che è morto per mancanza di ciao. Intanto, caro, per essere che per la protestante ci vuole un alento. Io non mi vediamo a queste romilanite. Che ci vogliamo ora di casa. Oh Cavaliere Anuri, ma se ancora ci dobbiamo 2 anni d'affitto di casa? Ma chi lui è buono, è brava persona. Senti, ma tu giurisci? Certo ci vuole una persona coraggiosa. Coraggiosa, coraggiosa è che la faccia in taglio, con la faccia tosta. Ci potesse morire un maresciallo dei carabinieri, che coraggioso lì non c'è. Ma negativa non ci fa, vero? Sicuramente, io non ce la posso fare la negativa. Senti, Antonio, non penso che con nuovi ci appizziamo magari queste romilanite. Il datore della mia casa non c'è tanto che testamento pubblico, un gatto bollato, non ho capito. Senti, Antonio, vedi che io allora da sta casa non ci voglio più stare. Certo, quando è un bello palazzo che noi chiamiamo quello della l'adozione, perché non stiamo qua. Però da via per un batte a 5 piani il palazzo, sotto un balcone al davanti, oppure la musica. La musica non manca mai. Ma la musica, Antonio? Ma tutti i funerali non passano da nessuno. Ci ma cosa te pazzi? E poi c'è una terrazza panoramica che è una meraviglia. E c'è una vasca da bagno, Canallano, mangi papera per la bellina. Antonio, senti, io mi voglio fare un bagno tutti io. E io magari. È sciacquariamento familiare. A mia figlia poi ci metto una vestaglia verde e un paio di solitari. Passera che essere, passera. Solitari! Passere solitari. Brillanti, manco! Va bene, si mette una cioccata da cosa, da un minuto della buona nella testa, fai tu che c'è. Poi no, prima io ci metto una bella vestaglia verde e un cappello con un mazzo di sciuri che tu non finisci più. Poi senti, poi quando mia figlia è pronta io la picchio e la metto fuori dal bancone. Quando si asciuga la picchia, Senti, cappello, leggi avanti. I matrimoni si fanno così, io ti dico prima, alcune volte si presenta un dottoricchio, un avvocaticchio, un farmacista. Io ti autorizzo di non farli eccessi. Perché minimo, ma fa la scassa minimo, deve essere un barone. Con quattro mani che ti porta giù in tua stemma. Vicino, io mi muoio. Non è la mai. Io un appuntamento. Oggi mangi capo noi. No, mangiai. E vabbè, allora vuol dire che mangi domani. Domani ci mangiai. E che mangiaste magari per domani? E mi porto avanti, ora non è che è un appuntamento. Senta, aspetta, guarda, tu mangi un po' e tu mangi capo, come moglie, con mia moglie e mia figlia. Va bene. E su quello che può fare magari capo, con me. Grazie, mi confronto. Oh, mi pareva che ci stavi dicendo con mia. Con tutto noi, e andavo per anni, e andavo mezzo, vai, un aspetto, non raccomando. Ma vada da fare. Io è figlio di un palazzo, quindi è sangue come sangue. E me lo rispettare, giusto? Perché a me piace, per lo stesso motivo che Mario perso razzo. Nel 1866 ho picchiato la palla con cannone, picchiavo tanto alla fronte e mossa. E Mario per lo stesso cannone e perso razzo. Cioè, guai sono amore rispetto. E potuto. Cavolo, andava alla maniera. Cioè, va. Sogno la convenienza che fa. Si siede nella poltrona. Bellissima. Vero? Comodissima sta poltrona. Vero? Ancora la valore che ha visto, che il giorno sarà tutto nero. Magari lei diventa io, sono già felice. Tutto nero. Io mi devo fare una stanza da letto tutta Figliuolo! Sono sto cavolo cavaliere! Donna Antonio, ma allora tutto ciò dimostra che l'erede siete voi. Allora guarda come un poveretto io. Certo. Tu lo dava benissimo. Che mi zio. Mossi, avevo il debole per me. E mossi dicendo. Tu ne sai pure che erogazione qua, mi chiedi questo molesto notare. Mi diceva, Antonio! Ti lascio!
Cosa giusto si è visto? No! Ti lascio eredi, non ha tempo di dire eredi, però Ari l'ha detta con la lettera maiuscola. Che come lei mi insegna, la lettera maiuscola funziona di nome, di pronome, di cose. Ora, un uomo sono io, una cosa è l'eredità. E già, secondo l'intenzione dell'uomo, però se ci permettete, don Antonio, all'apertura del testamento, un testimone voglio essere io. Onore nostro, Certo, cavaliere. Peccato come con queste chiede pronto per il testamento, ma per vedere ci vuole 2000 lire di deposito, ma questa persona fa. E già, un deposito di legge. E a questo tempo, trovare 2000 lire è difficile. Difficilissimo. Don Antonio, se avete bisogno di denaro, No, ma che fa scherzare? Ma sì, un cavaliere a buono. don Antonio, non vi chiedo complimento con me. Ma guarda, non si ansia, tu sto bar, io veramente ho pensato a farci parlare con la dei carabinieri. A mia, e perché che hai fatto? Perché ci no, coraggio, non domani non c'è stato soldi, cioè sappiamo che ieri non avevamo manco coraggio. E allora, lo sentiamo, non dobbiamo qual era, se cacchio, come ci troviamo a recchiare con c'è, ci chiama io e ci parla io con il cavaliere. Molto di sobbedani, ma fai che sto ripigliare un dopo. Ho capito. Se sei buio, don Antonio. Grazie, cavaliere, grazie. Però ora vai a dire una cosa che fosse vista, vi dispiace. E che succede? Ma la lasciare a casa. Ma da lasciare a casa, e perché? Perché non lavorare l'amore, perché un zio se potesse magari a fare, che uomo, io te lascio in rete, te lascio in un palazzo, e tu continui a stare andando per vedere come chi sta. Ma perché? Che fai? Ancora un po' da Esatto come ti dà, ma questo palazzo è 5 piani, questa terrazza, io ho una vasca da bagno che è una magnificenza, io mi sto Cavaliere, senti, se lei si vuole fare un bagno così magari, ha rivolti a disposizione a mia casa? No, signor Rosario, grazie, quale bagno? Questo mattina se magari. Però beveva a trovare. E allora, se chi è che mi volete lasciare a casa? Ora io mi abbando, scriviamo 2 parole di rinuncia e allo stesso tempo per ogni riunione. Cavaliere, Cavaliere Favazza, Un zio. Un zio. Bello, bellissimo, che davvero. Zio, sarà presente con la lavoro, che senza l'intervento dei carabinieri mi sta prestando il numero lì. Ciao zio, con permesso. Signora, con permesso. Lei. Piuttosto, prima di cose si complicano. Piuttosto, prima che le cose si complicano con Mario, sta storia sa finire. Perché il mio genero, come minimo, deve avere tanto di stemma. Ma dici una cosa? Ma tu parli di stemma da fatto un nuovo bottinato oppure che un biglietto da lista? Un nemisu a mia non mi interessa, perché il mio genero deve avere 3, 4, no, facciamo magari 5 stelle. Non lo voglio io. Senti, bella, vedi che a tutto faccio non ci hai potuto, ma a cuttia stai attenta, stai attenta. Senti mamma, è meglio che parliamo chiaro tutto lui, Se tu fai escere a Mario di sta casa, io me ne vado qui. Prepariamoci il branchetto ai fidanzatini. Ma quale banchetto? No, ce l'ho continuato magari in pezzo le pane. Ma senti, ma che vuoi fare la sostenuta governativa? Vuoi fare la mantenuta governativa? Ma che compagnato sul muturato di guerra? E tu ora ti volessi fare mangiare a Toti? Ma non doti. Senti mamma, finiscila. Dai voto che quando zio era in vita, sai perché in vita il tuo figlio aveva manco una camisa a poco retro e nessuno mi guardava, solo Mario ebbe occhi per me. Ora che ci avessi a dire Mario, siccome sono ricca, ti raggiri. Ma deve chiesto una figlia di Giuseppe di Mevaccio per fare insieme l'affronto. Secondo te, perché ci mancherà solo il mutilato di guerra? Non è che è stato creato in una rissa o in una taverna questa mutilazione? Mi dispiace, mamma. Iade mi ragghino petto, vero? Brava, Iade mi ragghino petto, brava. E tutti quanti, compresa tu, ci avete a fare tanto il cappello. Quando mi non hai da parte, Meglio. chi non ci ha fatto che a sentire. Meglio.
Passa da banda che c'è Un sindaco? il siglio di famiglia. I tuoi parenti? No, ne voglio capire. Zio, con me testa. Entra la Sacra Famiglia. Sì, una scontentezza. Maria Maddalena, semmai, Maria Maddalena. Ah, capito che paparelli. Poltrona con damasco. Sta da film, la cucina, da film. Bella è sta cucina, ma potessero godere per 100 anni. Assai, sto, poi camolina. Poi benetti di camicia a fesso. Sì, ma inizia a leggere come che ci potete rompere i modi e mi aiutate perché lo che potete dire che andiamo all'estero. Voi aspettate la destra e tu Mario siete a sinistra. Andiamo a fare la mista cantata. Che sul mattò cambiamo, do palazzo do mio zio, quella che farà mobiliare, lo metto da pizzere che c'è da città. E tia Mario, poi ci penso io per tia, sai fare maritare una picciuttedda nobile, Ma perché che avete qualche figlia del barone sott'occhio? che ricchezze che hai, e sta meraglia da gente capotti, ti fa trasere ritto ritto, Oh, che mi devo? in una casa principesca. Scusate, ma non sono tutte queste ricchezze. Ah, l'amma Dio, e a roba che tocca, disse un zio all'avvocato, e a roba tocca a noi. E ho paura ignorante. O zio Mossi, e la Sau, cugini carnali, fatti con suo stesso sangue, 3 favazza, io favazza, tu favazza, lui favazza, favazza tutti i nostri figli. Abbiamo trovato il verbo favazzare. Sì. Allora anima tuo papà Ma cantavo una sommetta. mi diceva Maddalena, Le avete in sotto? a fratellanza senza scopo, e la fratellanza più sincera. Voglio che tuo cucino Antonio favazza la rispettare come un pace. Scusate, cucina, ma quando avete voi? Sbagliai, voleva dire come un frate. Attenta alle come un date, frate. attenta. Molto zio, io pensai a voi e dissi, questo è un momento da dimostrarci hanno cucina Antonio, come voglio bene, come un Attenta alle date. come un attenta. fratello, come un fratello. I miei vicini di casa all'autunno mi rissono, donna Maddalena, ma perché non vi mettete d'accordo che i vostri cucini e vi spartite questa eredità in santa pace? Ma quando sono buone queste vicine di casa? Affezionati, non mi posso lamentare, affezionati. E finisco qua prima senza parlare con l'avvocato. Ah, con nulla hai parato, ve lo giuro, con nessuno. Ma sentite una cosa, ma questi vicini di casa sanno che c'è tanto l'investimento pubblico? No, bella, se siamo tutti d'accordo, un testamento, un sciazzare. E se non si può sciazzare, facciamo finta che non ha fatto così un avvicinamento e ne sbattiamo l'eredità in battuta. L'avvocato mi disse, Che no, sono vicini di casa? no, uno già è per caso. Ah, un contrasto per caso? Sì, visto che siamo tutti e tre lo stesso grado di parentela, allora ma non tocca, tutti e tre, è fatto uguale. Diavolo da Roma, tu ne metti. A volontà lo zio, la sapevano tutti, non aveva preferenza per tutti. Ora, un notario mi disse che se siamo tutti d'accordo, diamo libro, facciamo un atto di accontentamento da entrambe le parti e ne sfattiamo sta roba in parte uguale, in santa pace. Non vince più questo. Voi volete la terra? E la terra vi sia concessa. Io con Mario ne pigliamo un palazzo. 7 palme io sarà terra. Certo, voi da terra ci potete seminare chi tu volete. Patate, cipolle, pomodori, tutte chi tu volete. Questo sono cose mie. Io andavo a terra, ci voglio seminare un barrozzo. Certo, perché non ci seminare magari una poglia ferro filato. A così all'anno vi nascono una poglia rattalori e vi potete rattare. Questo significa che per stare a volontà o zio. O zio non aveva preferenza per nulla. Voi avete avuto qualcosa di preso qualcosa quando ci Mai, ma non deve festeggiare, mai. Sì, nei festeranni. Quando ci uno, chi darà? 2 levette a mia, 2 levette a voi e 2 levette a La Mario. mia una. La prossima mogliere però, quando sarà portata a bagno, non sa chi ce l'ha. Sono comprato voi. Tutti ci travagliamo, così. Voi non avete avuto la piazza? Io ci lavavo a biancheria. Vostra mogliere invece c'ha lo stato. E voi si portava Allora,
Siete convinta che lo deve essere buono per tutto sì? Certo. Allora Mario, e tu non dici niente? Io che dire, che aspetto che mi mettete la codovaccia. E allora parlo io, guarda. Da vecchia suonata in via una, da mattina a sera, da cameriere Rozio, mi sfasciava la testa. Ma perché ci sto? Capace di stare ragione che ci istrui. Accozzavo, Cucchina, io sono una persona religiosa e rispetto alla volontà romotto. Sì, a volontà romotto la sapevano tutti, non aveva preferenza per noi. Mario, gli è sempre muto. Ma io che dire? E che dire? Io sono per esempio un'ispirazione mi passava tutte cose lì. Sì, l'ispirazione divina. E allora io vedo un'altra cosa, che tu capisci? Che ma sto testamento. Ma sto testamento c'è preferenza per voi? Vuol dire che la vostra moglie sa di a come aveva 77 anni. Io poi non parlate, vero? Perché ci fu caruso la marito? Vabbè, sì, fu caruso, ma chi finiva a casa? Venivo a casa. Vabbè, cuscino, veniva a casa, veniva a Dion. Che Dio no. Che ma la di sera veniva. E che la mangiavamo da scala. Io a canava. Io che nero. Sì, e poi non parlate, vero? Ma sapete qualcuno che acconsente? Non posso fare mai, poi quando sono sparato mi sono marito. Ma chi se non posso fare che detto la guarda, quando vuoi imparare, guarda. Quanto posso fare in euro? Ma ci andiamo, le cose che vado. un euro, ma? Un niente, Mario. Se io non ho notato, la ferro mi la dico. Oggi si deve definire questo affare. È un testamento romano, sarà. Ma non vuole parlare di testamento. È inutile ogni discussione. Quando viene dopo se ne parla. Io aspetto qua. E io qua, della poltrona. Che permesso? Prego, prego, sappiamo adesso. Oh, appena messo se lo hanno bottone, gli hanno sfondato prima il gulino. Se permettete sta mansione ci faccio vedere la casa. Padronissimo di fallo, cavaliere. Grazie signore, ma dicete una cosa. Ma qui era che femmina che scendeva le scale, che sbraitava Ma mi tanto. stai Qui era cuscino, qui era cavaliere. Ieri era cucina Maddalena. Che sappi che le rete ieri cucina Antonio. E aveva venuto qua per scicare il testamento e dividere la roba in particolare. Veramente piacevole l'interesse solo. Ma io dico, quando si scica un testamento? Cavaliere, va bene, mettiamo caso che non scica, ma lo puoi impugnare. Impugnare lo può, ma senza riuscita però. Prima di tutto l'onestà e la rispettabilità del signor notario sono garanzie per la riuscita del testamento. E poi, fra i testimoni, c'è un presidente Chiarenza, un santo uomo, conosciutissimo, milionario. Basta la sua presenza che tutto richiede regola e con la massima legalità. Ya sarà chi fa domani da mala femmina quando sarà per testamento. Finirà con rassegnasse. Ma io che mi preoccupa è che sai. Io sono marito, è un pezzo di malo sangue, malancino, viene in fuso sempre, non si ci può imparare, pare che si vive sempre caffè. Ma cavaliere, ci venisse lei romana da protestamento? Sì, cavaliere, sì. Signore miei, ma perché mi attaccare se ti attaccato a me? Io sono malato. Ci sono magari io romano. No, ci vogliono i carabinieri. Ah, quale carabinieri? Se siamo tutti noi una questione si può sedare più facilmente. Sentite, se è una questione a parole, menzonetto. Ma se cominciano i bastonati, io sono malato d'arteriosclerosi, di ucciola, di diabete, di colichiste. Ma davvero? Ma veramente manco pare, va? Ma in apparenza signora, ma sono malato per davvero. Ah, Ne è malato? vedete, da sto iniziare come fosse il lavoro, come fa È consumato. e poi soffro di miopia, presbedenia. Magari. Ma per dove cominciano i coppa? Ma quale coppa, cavaliere? Che dall'ufficio da notario che c'è su coppa con notario presente? Ah, e allora siamo a posto. Ci vediamo, arrivederci. Va bene, cucina, io mi annoio presso cavaliere. No, Mario. Aspetta, tu vatti in la cucina. Che cosa? Che da imparare. Mario, Ah, che fu cucina? non ti distrarre. Stai a dire una cosa. Birra, parla. Senti, Mario. Ma ti pare bello a tia? Che io con una figlia schietta che hai in casa, tu vieni una volta, 2 volte,
Sì, voti e magari quattro, o ionno. Ma sebbene in qualche partito più mia figlia, che ci possono dire? E se i vicini di casa mentene, se dicono informazioni, certe cose belle non ci diranno. Quindi io sto di sonore per mia figlia non voglio. Ha capito? Io capisco solo una cosa, che la mia cucina catena è rispettato sempre come una sola. E se qualcuno si azzarda a sbagliare a parare, ci scippi catenazzi una volta e mi mangio e ci faccio un riformamento con sta mano sopra. Lascia stare un riformamento. Senti, io invece ti dico, capilluare ogni acqua e ogni discussione, tu è meglio caccare. Vedi, non ci metti più. Va bene. Ma voglio sapere se sto licenziamento... questo non è licenziamento. Chiamatelo come volete. Ma se mio cugino Antonio mi vede e mi dice carissimo amato cugino Mario, come mai non vieni più a casa mia? Io che ci dico? Canta sta casa la comando io. Vabbè, vuol dire che andare a sta casa io non ci già succhio. Vabbè. Finalmente liberare. Mario, uno sta ieri con questo amore. A casa. A casa? Ma che c'è che non parla parlando? No, niente, non ti preoccupare. Finalmente ho fatto il deposito con il notaio. Domani alle 10 cavolo dallo zio. Sarà il mio testamento. Appena si sa finalmente voi alle rete. Sicuramente io, mentre sono tu. Ma se può sapere chi è che è venuto lui? Mario, posso ricevere l'onore di domandarti la tua mano per mia figlia la cadella Favazza? Ma che ci sta dicendo? Ho sbagliato. Cacetto. Vieni che mi spiego. Bravo. Mario, siccome mia moglie non ha capito la preposizione, allora ripeto. Attenzione che io ripeto. Mario, posso chiedere la tua unica mano per la mia unica figlia Agatina Favazza? Ah, figlietta a me. Prego, al 50%.